Ancora in diretta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, trasmissione open ormai, questa e sicuramente anche la prossima settimana perché le partite iniziano insomma dopo le 16, alcune, per cui in tempo reale aggiorniamo sia le classifiche, ci arrivano anche i servizi, questo a dimostrazione che il nostro è un programma live, dal vivo, giusto? Giusto, Benissimo. corretto. E anche la prossima settimana, che sarà una settimana importante perché a quel punto si insomma delineeranno, Giornata di verdetti definitivi. si delineeranno tutte le classifiche e soprattutto le griglie, playoff, playout, retrocessioni e quant'altro. E noi saremo sempre presenti qui in diretta. Assolutamente, assolutamente. Allora parliamo adesso del campionato di promozione, abbiamo subito la nostra Jenny con i risultati del girone A. Audace Partinico, Ares Menfi 1-0. Bolognetta, Prizzi 1-3. Cefalù, Casteldaccia 2-4. Monreale, Real Finale 3-1. Provillabate, Castellammare 1-1. Riviera Marmi, Nuova Sancis 3-0, ha riposato Città di Carini. Allora, Riviera Marmi che a questo punto, Antonio, abbiamo già detto ampiamente da qualche settimana che ha già insomma festeggiato alla grande il passaggio nel campionato di eccellenza, mentre per quanto riguarda la griglia playoff, nel frattempo possiamo far vedere anche la classifica del girone A di promozione con il tuo commento. Permettimi di dire una cosa, complimenti per 2 volte a Riviera Marmi, perché oggi aveva uno scontro difficile contro la Nuova Sancis, magari i maligni potevano pensare va bene, ormai la squadra ha vinto, poteva vai rilassata, come molte squadre in queste giornate stanno facendo perché si stanno ai festeggiamenti giustamente dopo un campionato vinto e dominato. Invece la Nuova Sancis continua a fare un ottimo campionato e a battere la Nuova Sancis onorando il campionato. Ricordiamo, la Nuova Sancis sta lottando per un posto nei playoff, quindi non stiamo parlando di giuggiole, quindi è importante. D'altra parte l'Audace Partinico tiene il passo, cerca di stare là insieme al Castellammare. È un campionato vivo, Castellammare oggi ha pareggiato col Provillabate. Possiamo ricordare di nuovo la classifica così la possiamo anche insomma, vedere ancora di più nel dettaglio. Girone A del campionato di promozione, eccola qua, grazie alla regia. Quindi in testa vediamo nelle prime 5 posizioni un campionato vivo, molto equilibrato e ormai siamo anche qui agli sgoccioli. Infatti. Bene, e allora vedremo cosa succederà la prossima settimana con questi scontri che potranno già determinare i 4 che poi giocheranno i playoff. Parliamo adesso del girone B, abbiamo sempre la nostra Jenny pronta con i risultati di questa giornata, la 12ª di oggi, domenica 10 aprile. A te Jenny. Camaro, Barcellona, Pozzo di Gotto 3-1. Sant'Agata di Militello, Città di Mistretta 5-1. L'Iniziativa, Acque Dolcese 1-0. Merì, Messana 7-0. Pistunina, Città di Messina 4-3. Sant'Angiolese, Città di San Filippo del Mela 1-1. Sinagra, Torre Grotta 0-0, ha riposato Ionica. Allora, passo falso a questo punto del Torre Grotta. Certo, giocava a Sinagra, però voglio dire, questo Sinagra, fatto che... Sinagra è una squadra che si deve salvare, nelle ultime giornate ha ripreso un passo buono, la squadra sembra essere rinata. Il Torre Grotta ha fatto questo passo falso, lo sapevamo, l'avevamo detto che era una squadra che poteva vincere 8-1 con chiunque oppure magari pareggiare, una squadra che se in giornata può battere chiunque, invece il Sant'Agata di Militello pian pianino come una formichina ormai è arrivato al fatitico punto per poter vincere questo campionato che ha sempre guidato in testa, se non per le prime giornate. Onore al Torre Grotta. Onore al Torre Grotta, insomma, che partirà anche in una buona posizione di playoff. Che sicuramente merita di playoff. E infatti, anzi probabilmente non li farà neanche perché se abbiamo già quasi 20 punti col Barcellona, no, farà poi farà automaticamente le finali per con gli altri gironi, con la vincente del girone A. Esatto, buon passo anche del Leccamaro che è ritornato alla vittoria contro il Barcellona Pozzo di Gotto per 3-1, vittoria importantissima questa perché li rilancia in zona playout. Ricordiamoci che il Camaro viene da 2 risultati non proprio positivi.
Benissimo, grazie Antonio. Allora facciamo una cosa, ci fermiamo, mandiamo un altro spot pubblicitario e poi chiuderemo il discorso riguardante il campionato di promozione con gli altri due gironi, il girone C ed il girone D, dove la Nissa, insomma, già dalla settimana scorsa ha festeggiato questa straordinaria promozione nel campionato di eccellenza. Jenny, pronta per la pubblicità? Ricordo sempre ai nostri telespettatori il numero per poter interagire con noi, i nostri ospiti qui in studio. Il numero è 336 92 07 27, oppure basta un semplice like sulla pagina Facebook Sala Stampa di Penalty. Torniamo solo tra qualche istante e pubblicità. Tutte le domeniche in diretta su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 della piattaforma Sky. Siamo in diretta anche su www.videomediterraneo.it. Parliamo di penalty, tutto il calcio dilettantistico dal campionato CND sino alla prima categoria. E poi, come al solito, al termine inizierà alle 21 lo spazio dedicato al calcio professionistico con Sala Stampa di Penalty, e questa bella domenica sportiva tutta siciliana di Video Mediterraneo tra le 22:15 e le 23, insomma, parlerà il nostro Alessio Patti con il calcio a 5, con il futsal, non diciamo calcio a 5 se no si arrabbiano, futsal. Parliamo adesso del campionato di promozione. Abbiamo già visto i primi due gironi, il girone A e il girone B, adesso parliamo del girone C. Abbiamo pronta la nostra Jenny con i risultati e poi li commenteremo sia con il nostro ospite che con il nostro Antonio. Girone C, 14ª giornata. Atletico Pedara, Real Città di Paternò 3-0. Biancavilla, Real Aci 3-0. Mascalucia, Belvedere 1-2. New Pozzallo, Città di Catania 1-3. Real Avola, Belpasso 4-1. Sporting Trecastagni, Pachino 0-0, hanno riposato Aci Sant'Antonio e Adrano. Allora, Biancavilla che ormai insomma da parecchie settimane è in vacanza, no? Però insomma oggi si è divertita in casa, 3-0 contro il Real Aci. Che ne pensi di questa situazione? Che Biancavilla che comunque continua ancora a giocarsele le partite. Giusto così, giusto che sia così. Oggi penultima giornata, ritorna la vittoria il Città di Catania che la settimana scorsa ha riposato, proprio per far capire che la squadra in forma, la squadra del momento in questo girone C, e soprattutto la squadra che realmente potrebbe affrontare, potrebbe arrivare alle finali playoff contro la vincente del girone D. Tutte le altre inseguitrici giustamente la temono. Il mister Di Maria del Belpasso teme molto questa squadra, ma penso un po' tutte nel girone, la squadra che non vuole affrontare nessuno proprio per le sue capacità, anche perché tatticamente ma fisicamente è la migliore. Sì, è vero. Ci lascia purtroppo la categoria la New Pozzallo, che ha lottato e onorato il campionato fino all'ultimo, però purtroppo non è riuscita, in base anche ai problemi che ha avuto la squadra, non è riuscita ad arrivare a salvarsi. Fabrizio, questo girone ci ha dato insomma un'idea ben precisa su questa forza del Biancavilla, ma anche le altre squadre comunque credo abbiano dimostrato di avere buoni valori. Io credo che anche il Real Avola sostanzialmente abbia fatto un buon campionato. Tu che ne pensi? Sì, Belvedere, parliamo delle squadre siracusane. Real Avola, Belvedere hanno fatto un ottimo campionato e non abbiamo visto la classifica. Forse sì, la possiamo far vedere, giusto? Eccola qua la classifica. Biancavilla in testa con 61 punti, 49 il Città di Catania, 47 il Belvedere, 45 il Belpasso, insieme al Real Avola che ha tra l'altro anche un punto di penalizzazione. Beh, questi dovrebbero essere le 4 squadre che si giocheranno a questo punto i playoff, quindi Città di Catania contro Real Avola, Belpasso, Belvedere, anche se ancora insomma manca una giornata. Io penso che tra queste il Real Avola sia, diciamo, possa avere qualcosa in più, anche perché il Belpasso si trova in finale di Coppa, però voglio dire
Abbandonare l'idea dei playoff soltanto perché è in finale di Coppa, non credo. di abbandonare, ma di concentrare le energie su un'unica partita che gli consentirebbe di salire direttamente Sì. contro le 3 partite che gli permetterebbero di fare il salto. Certo. Sarebbe più difficile il Concentrare cammino. sicuramente le forze sulla finale è sicuramente quello l'obiettivo Senti, al quale su stanno questo puntando. Biancavilla hai avuto modo di vederlo giocare? Ti è piaciuto? No, ho visto qualche spezzone qualche highlights di qualche partita, soprattutto con il Real Avola, Sì. dove ho anche visto che il Real Avola non meritava la sconfitta. Quindi ti ha fatto un'impressione non certamente top. Non- Anche se però, in insomma, i risultati in quella sono dalla partita sua, sì, no? ma i risultati sono sicuramente, cioè, parlano chiaramente sui valori del Biancavilla. Certo. Bene, e chiudiamo adesso con il girone D perché poi c'è una cosa che ti Mi riguarda. dispiace, sì, mi dispiace per la Pozzallo. New Pozzallo Vabbè. perché era una squadra che l'anno scorso era riuscita. Forse è mancato un po' di organizzazione, un po' di confusione, Ma no. Iozzi ha lasciato poi a metà campionato. E infatti sì, hanno stravolto insomma, il gruppo che c'era. e in queste categorie quando si rompe un gruppo si rompono gli equilibri e si rischia poi di smarrirsi. E non è facile affrontare poi i campionati maggiori rispetto vero, a quelli è che vero, sono stati è fatti vero. l'anno precedente. Va bene, girone D perché lì insomma parliamo di cose che ti riguardano da vicino, no? La New Pozzallo che è la New Team Raguse che hai guidato per buona parte anche della tua carriera da allenatore, quest'anno Mi riguardavano da vicino, adesso li guardo. adesso li guardo, voglio dire, nel senso ti riguardavano da vicino, Sì, però sì, lì sì. un po' di cuore c'è rimasto, dai. Sicuramente, Fabrizio, no, sicuramente. Lo hai detto anche l'altra volta, che comunque è stata sono un'esperienza che ti ha formato, che ti ha dato delle grandissime soddisfazioni. tantissime soddisfazioni, è stato un percorso di grande crescita, sono contento per il traguardo che hanno raggiunto e che fra l'altro è il traguardo iniziale, E quindi, perché insomma, l'obiettivo quello era. certo. Quindi c'è l'ultima partita che praticamente sarà penso priva di significato perché è una partita assolutamente perché contro sono l'Atletico entrambe Caltanissetta, quindi salve. insomma tranquillissima. Vedo un bel po' di bagarre nella zona alta. nella zona adesso, alta. adesso la vediamo insieme questa bagarre perché c'è la nostra Gene che ci legge insomma, il tabellino di questa giornata, poi questa classifica e anche tu hai da dire parecchie cose su questo girone. Benissimo, vai Jenny con i risultati di questa 14ª giornata. Aragona, Macchitella, Gela 3-1. Atletico Caltanissetta, Marina di Ragusa 1-0. Atletico Gela, Canicattì 2-2. Casteltermini, Ravanusa 2-1. Comiso, Licata 1-2. Polisportiva Palma, Santa Croce 2-1. Ragusa, Nissa 1-0, ha riposato New Team Ragusa. Allora possiamo già mandare in onda questa classifica perché nel frattempo, prima di sentire poi di nuovo il nostro Fabrizio, voglio un tuo pensiero perché questa vittoria delicata fuori casa a Comiso un po' in pochi se l'aspettavano, no? Anche perché in molti poi invece si aspettavano che magari il Canicattì potesse fare un risultato pieno a Gela, anche se quello è un campo difficile. Esatto, oggi il Licata comunque. E anche della Nissa stiamo No, parlando. la Nissa oggi forse la vittoria del campionato ha un pochettino rilassato l'ambiente. Se vediamo la classifica dalla regia, Sì. vediamo oggi hanno perso questo. Hanno perso a Ragusa. Hanno perso a Ragusa. Settimana scorsa il presidente l'ha detto. Contro una squadra che vuole fortemente la zona playoff, vuole la griglia playoff e la sta ottenendo di gran carriera. Sì. Cosa c'è da dire? C'è da dire che la Nissa oggi saluta il campionato di promozione per andare in eccellenza. Oggi L'ha già fatto la settimana scorsa. Sì, va bene, però oggi ufficialmente perché la prossima settimana riposa. quindi non giocherà più nel campionato di promozione. Il Licata vince in maniera importante perché con questo risultato non farà i playoff
contro l'Atletico Gela, perché ormai matematicamente sono più di 10 punti, quindi lo abbiamo detto e ridetto, sicuramente non affronterà matematicamente. Passo falso del Canicattì contro che fa notizia perché vinceva da tantissimo tempo. Cioè non è che abbia perso, però No, voglio dire... è la squadra, come ho detto sempre, che ha giocato il miglior calcio, quindi è la squadra che merita questa posizione, ha fatto una grandissima rimonta e lì a giocarsela contro Ragusa, che anch'esso è, in base a quello che ha detto il direttore la settimana scorsa, è la squadra in forma, la squadra del momento. Dall'altra parte invece zona playout si deve preoccupare l'Atletico Caltanissetta, che è risucchiato. Ricordiamo la Polisportiva Palma, che oggi ha vinto una partita importante contro il Santa Croce e quindi è sempre aggrappato a pochissimi punti per la zona play-out. Diciamo che sarà un'ultima giornata scoppiettante, perché ne vedremo delle belle in fase anche in relazione al prossimo Allora turno. io erroneamente avevo detto che la New Team aveva una partita abbordabile, ma non credo che sia tanto abbordabile, proprio perché giocherà con l'Atletico Caltanissetta e qui deve assolutamente a questo punto vincere per evitare la bagarre. Diciamo che comunque play-out. in base agli scontri la New Team non avrà nulla da eccepire più a questo campionato. Posso fare una domanda al mister? Perché Basta che non è cattivo. No, non è cattivo. Vabbè, dai. però ci vuole un pochettino di pepe. Vabbè, Allora, mister, sentiamola. progetti futuri per la prossima stagione. Ma adesso, prima volevo parlare del girone. Vabbè, ma io vedi che... Sei partito dalla domanda finale. Io sto fremendo, perché vedere qua il mister che ha fatto 5 anni bellissimi alla New Team Ragusa, e adesso vederlo libero io non ci credo, perché in base alle qualità di questo del mister. Beh, ti ha fatto questa domanda, te la volevo fare proprio nella parte finale, te l'ha anticipata, va bene pure. Allora che facciamo? La prossima stagione si ritorna in campo? Spero di sì. È arrivato qualche contatto, o uno in particolare che non posso... Vabbè, ci mancherebbe, però insomma... Ma penso perché la voglia di tornare è sicuramente tanta, ma sempre se ci saranno le condizioni, altrimenti... Non parliamo di progetti però, perché la parola progetti un po' è diventata inflazionata in questa ambiente del calcio. Parliamo di realtà, perché in questo momento è intanto importante trovare una realtà vera. E già questa è una prima difficoltà. E dopodiché si pensa a una progettazione o una pianificazione consecutiva. Bene, allora ritornando invece al girone, a questo girone D del campionato di promozione, Nissa che abbiamo detto secondo me ha strameritato la vittoria finale, adesso c'è questa griglia dei playoff interessantissima, Licata, Canicattì e Ragusa, perché l'Atletico Gela a questo punto, proprio perché c'è un distacco, non giocherà le semifinali playoff, che invece vedranno di scena il Canicattì contro il Ragusa. La vincente giocherà con Licata, stando adesso così la classifica. Sì. Come vedi questa situazione? Stando così, quindi appunto il Licata aspetta la vincente della prossima partita tra Ragusa e Canicattì, perché cioè la vincente successiva, Sì, certo. perché in questo momento il Canicattì Gioca con Ragusa. Gioca con Ragusa in casa, e se avesse vinto oggi avrebbe già chiuso praticamente per quanto riguarda in chiave playoff la posizione. Però il Ragusa in questo momento oggi ha fatto sicuramente un grande risultato. Attenzione perché domenica prossima c'è Canicattì Ragusa. C'è Canicattì Ragusa. quindi è una situazione che insomma è ancora tutto ad avvenire. È una partita tripla secondo me, proprio perché se il Ragusa dovesse vincere avrà la possibilità di fare i playoff in casa. Certo. Mentre al Canicattì basta un punto per giocarsi poi invece di nuovo con Ragusa in casa lo scontro. E il Licata playoff. sta a guardare. E il Licata sta a guardare. Licata che insomma in pochi avevano pronosticato altissime in classifica, però a questo punto bisogna dare onore alla dirigenza, al mister, che ci hanno creduto fino all'ultimo e sono molto determinati, cioè in molti si aspettavano che prima o poi perdesse questa partita e poi pareggiasse quell'altra, e invece punti su punti insomma hanno cementato questo secondo posto ormai da parecchie settimane. Sì, ma inizialmente il Licata era praticamente al pari della Nissa, un'altra squadra che aveva un potenziale, un alto potenziale per poter arrivare praticamente alla vittoria del campionato. La Nissa poi si è dimostrata più continua, è partita bene, ha continuato bene nelle prime 13 partite.
Io Licata l'ho visto bene, una squadra che ha giocato, giocava bene a calcio, gioca bene a calcio. La Nissa nelle prime partite, a detta di tutti, è stata molto fortunata. Poi però tanti risultati positivi. Tanti risultati positivi col golletto da conservare fino al 90esimo. Dai, senza polemica, senza polemica. Guarda, io mi sono messo vicino a Jenny perché tra poco mi lancia la pubblicità. Ma ti posso fare anche girare se vuoi. Allora, saluto Antonio? Sì, lo saluto, perché Sì. con te si rivede poi per Sala Stampa. Posso dire un'ultima cosa purtroppo, dilla. perché dobbiamo stare attenti, perché il Licata non ha vita facile, perché ipoteticamente se dovesse perdere con l'Atletico Gela, che non ha niente da vedere, il Canicattì negli scontri diretti potrebbe anche andare a pari punti con Licata, e il Canicattì negli scontri diretti ha un vantaggio nei confronti del Licata, quindi oltre il danno anche la beffa per il Licata. Quindi attenzione, ci sono questi scenari in cui Tu te li studi la notte queste cose, vabbè, ma E noi parlavamo della situazione attuale in questo momento. attuale in questo momento della classifica. Va bene, ok. Riposati. Riposati. campionato molto bello anche Assolutamente, questo, dai. assolutamente. Ci vediamo poi per Sala Stampa di penalty, perché parliamo del campionato professionistico, di un Catania che insomma vincendo, sì, ha messo un po' forse dove l'ha messa questa serenità? Forse. Secondo me non ha messo la serenità. Mentre invece in Serie A, insomma, la Juventus probabilmente ha detto ciao a tutti. Credo proprio di sì, o sono d'accordo con te, Ettore. Benissimo, grazie ad Antonio. Io mi avvicino da questa parte perché devo dare modo alla nostra Jenny di lanciarci la pubblicità. Sei contenta di farlo? Certo. Ti come cambia sempre. la vita. Ricordo sempre il numero ai nostri carissimi telespettatori, 336 92 07 27, e potete anche mettere un semplice like sulla pagina Facebook Sala Stampa di Penalty. Torniamo solo tra qualche istante, pubblicità. Voglio anticipare a tutti i fedelissimi di Penalty che insomma Play Village sta organizzando questa terza edizione del Penalty Awards, che premia i migliori atleti, i migliori dirigenti del calcio dilettantistico. Anche questa stagione insomma ci sarà questo gran galà che chiuderà la stagione 2015-2016 di Penalty, che anche quest'anno è andata in onda su Video Mediterraneo. Vi posso anche pure anticipare che la qui presente Jenny sta già organizzando la coreografia della sigla iniziale. Lei contentissima perché sicuramente preparerà qualcosa di particolare, perché lei è una ballerina, diciamo. Sarà una coreografia pazzesca. Benissimo. Però non voglio svelare nulla. No, ci mancherebbe, noi non vogliamo assolutamente anticipare nulla, diciamo solo che la data sarà quella del 6 giugno. No, l'hai detto già subito. Vabbè, io volevo dare un po' di suspense. Ma perché? Ma no, Vabbè. almeno quello lo diciamo. Va bene, 6 giugno, però la messa in onda poi domenica 12. Vabbè, ma di questo insomma avremo modo di parlarne ampiamente a maggio. Alessio Patti, Ciao, ben Ettore. ritrovato. Buonasera ben a ritrovato. tutti. Una prima categoria scoppiettante. Spumeggiante, sì, Tenendo perché- presente che la settimana prossima si chiuderanno tutti gli 8 gironi e noi di Penalty daremo il quadro completo per quanto riguarda la griglia anche degli altri 4 gironi che quest'anno non abbiamo trattato, perché Concordo. 8 gironi sono tanti, ne trattiamo soltanto 4, cercando un po' di, insomma, di vedere il meglio del meglio senza nulla deprezzare a quelli che non sono stati No, trattati. è chiaro. Purtroppo 8 gironi è Sono impossibile tanti, materialmente sono trattarli. tanti. Abbiamo seguito con molto interesse il girone A del campionato di prima categoria, può già partire la schermata dei risultati e il commento di Alessio, dove abbiamo il Cianciana in testa con 49 punti. Ettore, Cianciana e Atletico Ribera avevano la possibilità di andarsene questa settimana, l'una a discapito dell'altra, e invece entrambe fuori casa hanno pareggiato rispettivamente per 1-1 e 0-0, quindi sono rimaste appaiate, l'Atletico Ribera è rimasta a 47 punti mentre il Cianciana a 49, ne ha approfittato il Salemi che ha vinto ed ha agganciato il Cianciana a quota 49 in vetta alla classifica, battendo il Campobello per 3-2. Quindi un girone A che
rispecchia ciò che abbiamo sempre detto, un equilibrio incredibile che avrà il proprio epilogo nell'ultima giornata. Ma sai che cosa c'è l'ultima giornata? C'è Cianciana Salemi. Cianciana Quindi Salemi. questo cosa vuol dire? Che veramente si deciderà tutto in 90 minuti. Esatto, probabilmente l'Atletico Ribera, anche essendo lì a 47 punti, non avrà la possibilità di sfruttare questo scontro diretto, appunto perché è l'ultima giornata, e quindi i 2 punti persi oggi contro lo Sciacca pesano, non che Sciacca sia un campo Chi vede semplice. avvantaggiato? Il Cianciana, Il perché Cianciana, gioca in casa, giocare anche. tra le mura amiche in un campionato come quello di prima categoria non può che fare la differenza, Ettore. Poi chiaramente il valore del Salemi si è visto perché è stato primo per lungo tempo. Per lungo tempo. Bene, proseguiamo perché adesso parliamo del girone E del campionato di prima categoria, tenendo presente tra l'altro che già dalla scorsa settimana insomma, la squadra che si è classificata al primo posto è stata già definita, ovvero il Calatabiano che ha raggiunto questa sospirata promozione attraverso una stagione molto intensa, quasi sempre in vetta in questo girone, con grande merito, e poi alla fine appunto ha raggiunto già dalla scorsa settimana la sospirata promozione in promozione. Facciamo però un quadro completo perché ancora c'è da sistemare tutta la zona playoff, giusto? Esatto, Ettore, anche perché non è solito vedere in un campionato dilettantistico sempre vedere tutte e 2 le finali che si disputano. In questo girone invece le 2 semifinali ci saranno, perché anche se la Real Adrano, come può aiutarci la regia con le schermate, la Real Adrano, se dovesse perdere l'ultima giornata comunque e il Milo dovesse vincere, sarebbero 9 i punti di distacco e quindi la semifinale ci sarebbe in ogni caso. Attenzione però, perché il Milan gioca una partita abbastanza abbordabile contro il Calatabiano, che insomma già probabilmente è con gli infradito. Sì, mentalmente sicuramente già in spiaggia, però per il Milo diventa fondamentale conservare il secondo posto dopo un campionato barcollante, è riuscito a conquistare la seconda piazza nelle giornate finali. Il punto conquistato a Bronte è un ottimo punto, considerata la forza della squadra di Ignazio Refice. Chi si deve mangiare le mani è di certo il Giardini Naxos, che in casa di un Robur sicuramente inferiore a livello tecnico non riesce ad andare oltre lo 0-0, nonostante comunque una grande partita, giocata molto intensamente, però il Robur ha fatto il suo, si è difeso contro una delle candidate alla promozione diretta e quindi non è riuscito a strappare un punto. D'altro canto invece il Giardini Naxos si mangia le mani per non aver sfruttato lo scontro diretto tra Bronte e Milo. Su questo girone io volevo sentire un po' il parere anche di Fabrizio. Il Calatabiano, l'ho detto poc'anzi, insomma per buona parte del campionato è stato leader indiscusso di questo girone, però è anche vero che il Bronte forse poteva aspirare a qualcosa di più, poteva aspirare di più probabilmente anche il Giardini Naxos, come ha detto pure anche Alessio. Questo cosa ci fa pensare? Che probabilmente alcune cose non sono andate per il verso giusto in queste società, oppure perché effettivamente il Calatabiano aveva la forza maggiore rispetto a queste pretendenti? Sicuramente perché il Calatabiano appunto aveva una forza maggiore, poi il campionato di prima categoria è un campionato in cui se riesci... L'anno scorso l'hai vinto, quindi lo conosci bene. Sì, se riesci a trovare i giusti equilibri del gruppo, perché al di là dei valori tecnici che sicuramente ci stanno, è un campionato in cui praticamente valgono di più i valori umani rispetto a quelli tecnici. Mi piace questa cosa che dici, perché sono praticamente dei campionati in cui inizi a cercare di valorizzare il gruppo e i giovani, perché hai più possibilità di fare di Io volevo fare giovani. una domanda al mister generale sul campionato di prima categoria, perché io sono un ardito sostenitore del fatto che il campionato di prima categoria faccia una realtà a sé, sia un campionato atipico. Infatti giocatori che hanno ben figurato, fatto la differenza anche in eccellenza e in promozione, prima di entrare nelle dinamiche del campionato di prima categoria hanno bisogno di tempo e di carburare, perché è un campionato un po' particolare, dove l'intensità ha la meglio sui fattori tecnici, anche se adesso sono arrivati i campi in sintetico in prima categoria, comunque rimane quel quid che fa sì che lo renda un campionato particolare. Per vincere il
campionato di categoria, Ettore, Sì, si dice sì, sempre sì. ci vogliono i giocatori di prima È categoria. vero, guarda che credo che abbia detto una cosa molto, Hai- molto giusta. Sì, sì, sono Molto d'accordo, bravo, è mi corretto, piace hai, questa hai tua... ragione, perché è un campionato che è molto diverso dalla promozione e molto diverso dalla seconda categoria, proprio perché Sta a metà, dove all'intensità tecnica ci vuole l'intensità atletica, ci vuole il gruppo, ci vuole anche un po' la dirigenza, no, che ti sì, supporta. è un campionato che praticamente ti permette di maturare per poterti poi presentare nei campionati maggiori, perché chi ben figura in prima categoria sicuramente può giocare oltre che alla promozione e magari ambire a qualcosa di più, così come giocatori che da categorie superiori scendono, non è facile adattarsi a questo Però, tipo di se campionato. devo essere sincero, Fabri, io punterei su un campionato dove insomma, gli juniores dovrebbero giocare con più continuità. Cioè, Sì. io darei modo alle società di valorizzare ancora di più, se ce l'hanno soprattutto, i settori giovanili. Cioè, metterei più giovani, obbligatoriamente più giovani, perché sennò si rischia poi di fare un campionato anche con troppi giocatori ultra trentenni, quindi la qualità sì, ci sarà, però con l'età esageratamente alta. Dipende sempre, secondo me, perché questa, cioè inserire praticamente più juniores rispetto a quelli previsti, vediamo che ci sono poi delle fasce in cui ci sono praticamente quei ragazzi che arrivano a giocare fino ai 19 anni E altri invece che si e perdono. poi praticamente dopo il 19esimo anno non li vedi più. Quindi quella fascia dal 19esimo al 24-25esimo Rischi anno poi dopo che si praticamente perdono. si perde se non c'è la passione Beh, dietro. poi lì sta la società, insomma, a dare la giusta carica. Sì, perché dipende appunto e soprattutto dipende da un settore giovanile che molti non hanno in che- prima che categoria, molti perché non in hanno. molti rinunciano, sono disposti a pagare la multa per evitare di mettere su una squadra allievo, una squadra giovanissima, una squadra junior. E magari ti puntano infatti su quei 3, 4, sui 4, 5 juniors che gli servono per affrontare il campionato vero, e è che vero. dopo finiranno. Qua si potrebbe aprire Si potrebbe aprire Si un... aprirebbe un un discorso mondo, sì. immenso, Un perché, mare, un perché mare. la regola di per sé non ha un fondamento forte, perché se io ho un ragazzo di 16-17 anni forte, lo faccio giocare a prescindere dalla a prescindere regola. che sia un Del junior. Piero ha Ma esordito lì- in Serie A a 17 anni. Ma lì è un problema, secondo me, in queste categorie, dall'allenatore che crede nei giovani, che è pronto a metterci la faccia, magari non vuole rischiare il posto. Ci sono tante cose che poi insomma servono anche un po' da equilibrio. Però siamo sempre lì, se come settori giovanili riuscissimo a lavorare in Sarebbe maniera ideale. oculata, ci sarebbero giovani più preparati, gli allenatori rischierebbero più facilmente. Se io ho un ragazzo che durante gli allenamenti sbaglia 3/4 dei controlli palla, io non lo rischio in un campionato di prima certo, categoria. certo. Se c'è la regola lo devo mettere per forza, se perdo la partita però perdo per una regola, non perché ho il giocatore. Vabbè, l'allenatore tenterà sempre chiaro? di mettere il giocatore che quelle cose le sappia fare bene, però. È chiaro, però se non hai il settore giovanile che ti supporta e lo devi andare a cercare, possibilmente pagandolo, non si allena durante la settimana. Ecco Ci perché stiamo mordendo la coda, no, vabbè. perché di base questa regola non ha un fondamento ragionato. È vero. E la media età nei campionati dilettantistici è troppo alta, mettiamo l'obbligo dei giovani. Sì, e le conseguenze? È vero. Che è poi vero. sono fondamentali perché praticamente cioè, tu strutturi la squadra in funzione dei ragazzi, giocatori che hai. Esatto. Chiaro, dei chiaro. juniors che possono che tu hai Va praticamente bene, che possono giocare. allora abbiamo adesso un altro girone, poi la pubblicità, chiuderemo con l'ultimo girone della provincia di Ragusa e Siracusa e poi passeremo ai saluti. Sì. Allora, guardiamo subito il girone F, i risultati dove insomma questo D'Agata che ha già conquistato la settimana promozione. scorsa la promozione, oggi ha perso ad Augusta con un rocambolesco 5-4. Punteggio da Tennistico, da futsal quasi. Erano un po' in vacanza proprio, insomma. Salutiamo nel frattempo anche il mister. Forse sono i Pippo difensori, Indelicato. perché 4 gol li hanno fatti, quindi forse gli attaccanti non erano in vabbè, vacanza, forse
sono le difensori. Tra l'altro punti importanti per il Megara Augusta, perché questi 3 punti gli hanno permesso di agguantare il secondo posto, di mettersi in una posizione anche positiva per i play-off. Guardiamo i risultati e nel frattempo sentiamo anche il tuo commento. Sì, io Ettore all'inizio dell'anno avevo detto questo è l'anno del Megara Augusta, sono stato smentito dal girone d'andata, poi all'inizio il girone di ritorno, nella seconda parte il Megara Augusta ha cominciato a galoppare, ha fatto risultato dopo risultato, ha sfruttato i passi falsi, i mezzi passi falsi di chi stava davanti, oggi si trova a pari merito con il Militello, che ha lottato contro il D'Agata per il primo posto per tutto l'anno e allo stato attuale secondo in classifica giocherebbe i playoff in casa. Questa è una grossa marcia in più per vincere poi playoff il proprio girone, giocarsela con il girone E, con la vincente del girone E, e non è detto che a questo punto non ci possa essere un ritorno in promozione del Megara. Sicuramente Militello e Aquile Calatine daranno battaglia, però le Aquile Calatine che oggi hanno perso per 3-1 in quel di Gravina contro la Real Picanello hanno mostrato qualche piccola defiance, anche se giocare nella terra mal curata di Gravina non è mai semplice. Perché mica Gravina c'ha l'erba. Appunto, nella terra mal curata, ho detto, Punto. infatti. Non c'è possibilità di vedere terra neanche lì. Infatti tra lo l'altro. spettacolo scarseggia nelle partite nel campo del Gravina, È vero, nulla è vero. togliere ai giocatori del Real Picanello, è solo No, una tra questione di l'altro- terreno di no, gioco. dico, tra l'altro quello è stato un campo dove si è giocato anche il campionato CND e ci sorprende come ancora l'amministrazione non abbia pensato di fare un bel sintetico, perché c'è una bellissima tribuna, degli spogliatoi abbastanza agevoli, insomma la zona potrebbe essere sicuramente anche ideale per un bel campo in sintetico. Sì, giocano credo, se non erro, anche 2 o 3 squadre giovanili nel campionato regionale, Sì, quindi sì, comunque è Potrebbe è uno essere- stadio che ospita partite importanti, È vero, andrebbe fatto è vero. un investimento di questo tipo. Bene, allora ci fermiamo adesso, la pubblicità che ci lancia la Jenny e poi subito con l'ultimo girone per la gran chiusura di penalty. Ricordo sempre il nostro numero telefonico WhatsApp 336 9207 27, in modo che potete restare in contatto con noi e i nostri ospiti qui in studio. Torniamo solo tra qualche istante, restate con noi. Pubblicità. Numero telefonico. Parte finale della trasmissione penalty, ricordandovi che questa lunga domenica sportiva di Video Mediterraneo proseguirà successivamente con sala stampa di penalty tra le 21 e le 22:15. Parleremo di calcio professionistico con la Serie A del Palermo, con la Serie B del Trapani, del magico Trapani oserei dire, e poi la Lega Pro con le 3 squadre Messina, Catania e Acragas che insomma tra alterne fortune stanno disputando questo campionato. Chiudiamo la nostra trasmissione appunto con l'ultimo girone del campionato di prima categoria, parliamo del girone G dove già dalla scorsa settimana abbiamo la squadra che il prossimo anno disputerà il campionato di promozione, parliamo dello Sporting Eubea, ma noi vogliamo parlare a questo punto anche dei playoff, Sì. perché sono stati quelli che più ci hanno in un certo senso incuriosito, perché in linea di massima la squadra dello Sporting Eubea ha quasi sempre dominato questo girone. Sì, esatto, non è mai stata messa in dubbio l'egemonia dello Sporting Eubea, focus quindi sui playoff perché si ha oggi la matematica certezza che la finale sarà solamente tra Calcio Vittoria e Floridia, non ci saranno semifinali perché tra terzo e quarto posto c'è troppo distacco. Bisogna vedere in casa di chi, perché il Calcio Vittoria oggi si è un po' complicato. Facciamo da vedere intanto i risultati, Sì, così risultati il tuo e commento classifica. tecnico è ancora più dettagliato. Girone G Oggi di prima lo categoria. Sporting, il Calcio Vittoria, chiedo scusa, si è complicato un po' la vita perché ha pareggiato per 2-2 in quel di Solarino. Solarino che è chiaramente bisognoso di punti e con questo punto ha messo fine al discorso salvezza, retrocessione diretta e play out perché la Primavera Catese nonostante la vittoria saluta il campionato di prima categoria e retrocede, quindi il Solarino disputerà i play out con il punto conquistato contro il Calcio Vittoria, ma il Calcio Vittoria con questo punto invece si complica la vita perché il Floridia vince fuori casa 1-0, si avvicina e va ad una sola lunghezza dal Calcio Vittoria. Come si può ben vedere dalla classifica, quindi 47 Calcio Vittoria, 46 Floridia. La prossima giornata
chiarirà in casa di chi si giocherà la semifinale playoff e la finale playoff. È stato un campionato anche questo abbastanza intenso, forse ci si aspettava di più dal Vittoria, che insomma nella seconda parte della stagione ha un po' rivoluzionato sia i quadri tecnici che i quadri dirigenziali, però forse il distacco con lo Sporting Eubea era talmente tanto che è stato praticamente impossibile poter agganciare il primo posto per la promozione diretta. Il problema del Calcio Vittoria, Ettore, è stata fondamentalmente la programmazione estiva. La squadra che ha iniziato il campionato barcollava perché non era del tutto all'altezza del campionato che infatti stava disputando. Ricordiamo che nelle prime 4 giornate aveva solo 3 punti. Poi a dicembre la dirigenza con pugno duro ha rivoluzionato la rosa, sono cominciati ad arrivare i risultati, ma a quel punto lo Sporting Eubea era troppo lontano e oggi essere al secondo posto è come essere arrivati primi. Una nota positiva va anche al Floridia, poi voglio sentire anche il parere del nostro ospite, perché il Floridia proprio nella parte iniziale, ancora più dello Sporting Eubea, aveva già dato idea che poteva essere il suo campionato. Giocarsi il campionato. E invece sì. poi evidentemente anche lì c'è stato qualche problema, è salutato anche il mister, cioè hanno rivoluzionato e hanno fatto sì che, insomma, che questo Floridia poi alla fine arrivasse soltanto in questo momento al terzo posto. Sì, il Floridia aveva cominciato il campionato con 4 vittorie in 4 gare. Poi la prima sconfitta è arrivata proprio contro lo Sporting Eubea, se non erro, e da lì è cominciato un periodo un po' negativo. Si sarà sicuramente incrinato qualcosa, Ettore, sappiamo benissimo come funzionano gli spogliatoi, specie nei campionati dilettantistici. È chiaro che comunque il terzo posto non è da buttar via, potrebbe essere secondo, risultati permettendo nella prossima giornata. Però forse le ambizioni potevano essere tante se si sfruttava un po' meglio qualche risultato negativo delle avversarie. Fabrizio, Sporting Eubea che sicuramente ha fatto, abbiamo detto, un buon campionato, meritata sicuramente questa promozione, si aspettava di più forse dal Vittoria, abbiamo capito perché insomma si progetta dall'inizio, non da dicembre. Il Floridia, grande partenza, poi si è un po' smarrito, ha ripreso strada. È la dimostrazione che se non c'è un'organizzazione societaria non si va da nessuna parte. Sì, purtroppo bisogna ammetterle queste cose, è la verità. È così in tutte le categorie. Faccio i complimenti allo Sporting per la vittoria del campionato, certo, che anche l'anno scorso hanno sfiorato. Hanno perso la finale playoff, hanno perso la finale playoff, quest'anno sono finalmente riusciti a raggiungerlo. Il Vittoria è partito male, malissimo, male. Però poi, appunto, come hai detto tu, è riuscito a risalire proprio con il pugno duro della dirigenza, perché ha praticamente rafforzato la rosa, non un po', rafforzato la rosa. E inizialmente il Florida era partito bene, anche perché veniva dal fatto che l'anno scorso non c'era più la Florenzia, quindi questa sorta di non di fusione, di ragazzi che giocavano nella Florenzia sono passati al Florida, quindi le potenzialità del Florida inizialmente sembravano oltre le aspettative. Poi alla fine altre cose non sono andate così. Anche se poi alla fine il Florida si giocherà tutte ai playoff. Si giocherà tutte ai playoff non parte sconfitto, assolutamente. Non parte assolutamente sconfitto. Io spero bene per il Vittoria. Vabbè, certo. Va bene, allora siamo quasi in chiusura. Saluto Alessio perché insomma con lui ci rivedremo a partire dalle 22:15, o meglio ti rivedranno perché sarai tu a condurre Penalty Futsal, i gironi C1 e i 4 gironi di C2. Sì, oggi puntata molto bella perché sono finiti i campionati, quindi squadre che esultano, squadre che piangono. Quindi ne parleremo. Avrai anche i tuoi ospiti del futsal. Voglio salutare a questo punto anche Fabrizio che insomma attualmente si sta riposando dopo tanti anni di successo con la New Team Ragusa, pausa di riflessione dopo mezzo campionato giocato appunto con la New Team. Ci hai detto anche pure che c'è qualche cosa che bolle in pentola, giustamente non vuoi anticipare nulla, l'importante è che non c'è il solito
progetto che poi dopo alla fine diventa soltanto un fuoco di paglia. Sì, saranno praticamente un'opportunità intanto da valutare. Certo. E poi? Poi vedremo. Se sono rose fioriranno? Se sono rose fioriranno. Grazie per avermi invitato. È stato un piacere, perché sempre sappiamo e conosciamo la tua competenza e la tua schiettezza. Ci piace che tu la racconti dentro Penalty. E per me è sempre un onore venire qui da voi. Grazie a Fabrizio Vacca. E abbiamo già salutato il nostro Alessio, invece non saluto Jenny, perché Jenny farà anche lei la bella maratona, perché sarà la penaltina anche per Sala Stampa e per Penalty Futsal. Mi tocca oggi, Ettore. Perfetto, bene. Allora a questo punto che dirvi? Rimanete incollati su Video Mediterraneo, perché a questo punto, dopo la pubblicità, spalancheremo le porte al calcio professionistico con Sala Stampa di Penalty, mentre Penalty naturalmente ritornerà domenica prossima tra le 19 e le 21. A tra poco.